Sì, no, vabbè, noi diciamo che abbiamo affrontato una signora squadra come l'Aspri, a farci i complimenti al mister Correnti perché veramente sta facendo un ottimo lavoro, è veramente bello vederli giocare, non sono solamente una squadra diciamo da nome, ma secondo me è una squadra che gioca veramente un gran calcio, ya sai che giocano insieme, già da fine luglio che si allenano, noi abbiamo sulle dita 5 allenamenti, squadra nuova, ci sta, ci sta, sapevamo che poteva accadere, non è una scusante nel senso che uno deve essere obiettivo, come ho detto anche prima della partita, uno ci prova, però se poi ci proviamo, ci abbiamo provato, abbiamo, come si può vedere anche dal risultato, non ci siamo difesi cercando di evitare gol perché alla fine non serve a niente. Tanto 1-0 uno deve provare, soprattutto nella prima settimana di allenamento. Sì, con Maniscalco nel secondo tempo è andata abbastanza bene, abbiamo creato molto, infatti stiamo provando tante soluzioni che ovviamente in una settimana non si può fare, ci vuole un po' di tempo, poi ci vuole pazienza, non troppo ovviamente perché ora abbiamo il campionato. Sì, Voltaggio è un 2003 molto bravo, molto professionale, è uno che dà veramente il cuore nel campo. Ma come del resto tutti i ragazzi, infatti non ho nulla da dirgli perché comunque una condizione fisica non ottimale, se non al 40%, giustamente dopo una settimana, se non anche con tempi di gioco che si devono aggiustare. Non è facile e comunque posso dire che tutti i ragazzi sia al primo tempo sia che è entrato nel secondo tempo hanno dato veramente tutto quello che avevano, tanto è vero che il risultato parla chiaro, ma non dico per carità, loro hanno meritato ampiamente, però non nel senso non ci siamo tirati indietro, nel senso vabbè stiamo perdendo 3-0 allora ci mettiamo dietro, cerchiamo di limitare i danni perché non è nella mia mentalità, anzi noi dobbiamo cercare sempre di dare il massimo, tanto 3-0, 4-0 non cambia niente. Non nascondo che dico ovviamente la Coppa Italia interessa a tutti, però noi non ci nascondiamo, noi l'obiettivo è arrivare almeno alla prima di campionato con almeno il 50% se non di più di condizione sia atletica sia tattica. Ovviamente il ritorno si fa la partita, ce la giocheremo, ma ripeto la giocheremo non col pensiero dobbiamo andare a fare 4 gol per passare il turno, dallo 0-0, che quello uno deve essere obiettivo nel calcio, non deve essere né presuntuoso e né dire noi dobbiamo cercare di fare 4 gol perché non serve a niente. Noi dobbiamo arrivare là, ci facciamo il ritorno tranquilli, intanto c'è la prima di campionato e cercheremo questa settimana di aggiustare quello che abbiamo visto oggi. Sì, un po' sì, ho messo un motore in più a questa squadra, però certo ancora ci dobbiamo conoscere meglio. È da poco che ci alleniamo tutti insieme, loro già Aspra si conosce da un annetto, già questa stagione l'ha cominciata da un mesetto pure prima e si vede che sono un altro passo, però noi possiamo fare un buon campionato e abbiamo buoni obiettivi e speriamo di fare un buon campionato. Nulla, ho trovato compagni nuovi, persone che non conoscevo, però sto vedendo persone buone, tutte brave persone e niente, nulla cambia, soltanto un salto di categoria. Sì, è molto combattute pure. L'anno scorso ci siamo sempre sfidati, è stato sempre un derby, una lotta sempre contro l'Aspro. Però ci siamo sempre divertiti, sempre in buoni rapporti siamo stati e nulla, tutto qui.